Vedo nuvole nel blu più su degli alberi, nell'aria che mi invita a volare. Sono un cucciolo, mo sangue, carne e lacrime, mia madre non mi fa respirare. Dio del cielo, misterioso, mi decidi a spiegarmi chi sono io. Padre sole, Padre aiuto, nella testa un frastuono che rotola. Forse sto diventando un uomo. Sono agile, mi arrampico e precipito, ho preso a schiaffi lupi ed il vento. Vieni a prendermi se sei uno di quelli dei che sfrecciano veloci al tramonto. Dio di sole e di leggenda, dimmi che non sono nato per sbaglio. Io, Dio dell'odio e dell'amore, dammi un segno, un messaggio, io devo sapere di che anima sono figlio. Io che un padre non ho, ma so tutto di lui, gli vorrei somigliare davvero. Non c'era già più nei giorni che poi sono nato io. Prima o poi porterò la mia vita con me, non sono nato per stare solo. Voglio un cielo diverso, in un nuovo universo mio. Meglio essere vento che voglia, so che c'è un mondo là fuori che ha voglia di me. Padre cercami, Padre portami Meglio essere vento che voglia, so che c'è un mondo là fuori che ha voglia di me. Padre cercami, Padre portami via. Dio del mondo, misterioso, ti decidi a spiegarmi chi sono io. Buonasera a tutti e benvenuti! Benvenuti a casa mia! Siamo in diretta, dico siamo perché tra un po' saremo in due, ma per adesso ci sono solo io. Sono le 20.09 348 80 40 254 e il numero per saluti, fotografie, richieste. A proposito di richieste, questa sera Enrico in regia abbiamo quasi tutta la scaletta fatta di richieste, quindi la scaletta di stasera sono prevalentemente le loro idee. Buon San Giuseppe a tutti! Buona festa del papà! E se penso al papà più importante dell'umanità, e allora devo pensare a San Giuseppe, a Giuseppe. E io ho scritto una canzone proprio su di lui, che fa parte di un album che uscirà a fine anno, dove ho rivisto in una chiave pop rock i passi della vita di Gesù.
E tra le tante canzoni, l'ho già raccontato una volta ma ci tengo a riraccontarvelo, tra le tante canzoni ce n'è una che non è rock, assolutamente no, ma è la storia proprio di Giuseppe, di quando Giuseppe viene a sapere che Maria era incinta e non la prende per niente bene. Dice vabbè, non è figlio mio, mi dispiace, da domani tu sei fuori dalla mia vita. Si va a coricare con Maria e durante la notte gli apparve in sogno un angelo. Allora ho voluto scrivere di questo incontro tra l'angelo e Giuseppe. E questa sera non posso che non cantarla per voi. Perché la guardi così? Perché non credo più in lei. Io lo so che non è figlio mio. Lei sa, è il figlio di Dio e diventerà un bambino speciale. Pur sempre un bambino sarà. Avrai tanto da dare. Con me vorrà giocare. Lui crescerà, il mondo cambierà. Lui vivrà nei cuori dell'umanità e nell'immensità. Noi sappiamo chi è. Noi sappiamo il perché. Da lei non posso andar via. Resto con lei. Il bimbo che porta dentro amerai. Con tutto me stesso. E un giorno lo capirò. Del vero e il senso. Lui crescerà, il mondo cambierà. Lui vivrà nei cuori dell'umanità e nell'immensità. Quel bimbo proteggerai e Gesù lo chiamerai. Mio figlio proteggerò. E Gesù lo chiamerò. Lui crescerà, il mondo cambierà. Lui vivrà nei cuori dell'umanità e nell'immensità. Grazie, ancora grazie. Beh, se vi è piaciuta mandate un messaggino in più al 348 80 40 254. Tra un po' vicino a me Martina con la sua grande voce, questo sorriso che spacca le TV, ma adesso una vostra richiesta, una vostra idea. Enrico, fammela leggere così, d'amblè. Mi raccomando i messaggi. Ragazzi, non siate timidi. Vorrei dedicare a Vincenzo, mi manchi di Fausto Leali, Marcolino, sperando che torni da me. Ma Marcolino, io ieri ho detto che avrei aiutato il nostro amico Marcolino. Torna, c'è sempre una seconda possibilità nella vita, dovete darla sempre la seconda possibilità. E poi dopo una dedica così in diretta televisiva, io ci penserei un attimino. Anche perché gli manchi. Gli manchi quando il sole dà la mano all'orizzonte.
quando il buio spegne il chiasso della gente, la stanchezza addosso che non va più via, come l'ombra di qualcosa ancora mia. Marcolino, gli manchi nei tuoi sguardi e in quel sorriso un po' incosciente, nelle scuse di quei tuoi probabilmente sei quel nodo in gola che non scende giù. E tu mi manchi, posso far finta di star bene, ma mi manchi. Ora capisco che vuol dire averti accanto prima di dormire, mentre cammino a piedi nudi dentro l'anima. Mi manchi, ne potrei cercarmi un'altra donna, ma mi ingannerei. Sei il mio rimorso senza fine, il freddo delle mie mattine, quando mi guardo intorno e sento che mi manchi. Ma quanto è bella sta canzone, ragazzi, ma che testo! Ora che ti posso dare un po' di più, e tu, voglio sentire tutti adesso. Siete pronti? Con me, poi ne potrei cercare un'altra donna, ma mi ingannerei. Sei il mio rimorso senza fine, il freddo delle mie mattine, quando mi guardo intorno e sento che mi manchi. Speriamo che Casa Peiretti possa funzionare non solo a farvi cantare, a farvi divertire, ballare, emozionare, ma speriamo che faccia anche dei miracoli di cuore. Speriamo. 2018. Altra richiesta, però io sposto già l'asta perché a metà canzone ci sarà una sorpresa per voi. Una sorpresa. Ma adesso andiamo a leggere la prossima richiesta con tanto di dedica. Vai regia. Casa Peiretti, grazie per la compagnia. No, grazie a te Alessandra di Torino. Me la fai sentire 5 giorni di Zarrillo? 5 giorni di Zarrillo? Molto volentieri. Eccola qui. E stiamo correndo stasera. Calma Peiretti, calma. Ehi. 5 giorni che ti ho perso, quanto freddo in questa vita, ma tu non m'hai cercato più. Troppa gente che mi chiede, scava dentro la ferita e in me non cicatrizzi mai. Faccio male anche a un amico che ogni sera è qui. Gli ho giurato di ascoltarlo, ma tradisco lui e me. Perché quando tu sei ferito non sai mai, oh mai, se conviene più guarire o affondare giù per sempre. Amore mio, come farò
rassegnarmi a vivere. È proprio io che ti amo, ti sto implorando, aiutami a distruggerti. Martina! 5 giorni che ti ho perso, 1000 lacrime cadute ed io inchiodata a te. Tutto e ancora più di tutto per cercare di scappare. Ho provato a disprezzarti, a tradirti, a farmi male, perché quando tu stai annegando non sai mai, oh mai, se conviene farsi forza o lasciarsi andare giù nel mare. Amore mio, come farò a rassegnarmi a vivere? E proprio io che ti amo, ti sto implorando, aiutami a distruggerti. Se un giorno tornerò nei tuoi pensieri, Mi dici tu chi ti perdonerà di esserti dimenticato ieri. quando bastava stringersi di più, parlare un po', Parlare un eccola qui la nostra Martina, l'amore, gran finale. E proprio io che ti amo, ti sto implorando, aiutami a distruggerti. Ma buonasera, ma benvenuta. Grazie, anche oggi qui, anche questo mese ci siamo ritrovati. Ma ormai tu per noi fai parte di questa grande famiglia chiamata Casa Peiretti, come fanno parte tutti loro in qualità di telespettatori, in qualità di giuria anche, di giudici, perché poi ci daranno un giudizio, scrivono i loro messaggini. Se lo sai che ultimamente chiedo anche ai nostri amici a casa se sanno qualche barzelletta un po' corta. Scrivetela al 348 80 40 Possibilmente che 254. non faccia troppo ridere perché ho un problema con le risate. Ah, quando parti? E quando parto, ma io rido anche male. Come? Cioè, Cosa io- vuol dire che ridi male? No, spiegami questo, non ho capito. Cosa vuol dire che ridi male? Allora, io ho diversi tipi di risate. Sì, ok. E diciamo che parte da picchiarello, come la chiamano i miei amici, arrivo alla strega, arrivo a Gino, che è il mio alter ego, che quando non respiro più esce tipo un demone da dentro di me. Scusa. Eccola lì. Cosa vuol dire che sei un demone? Allora, partiamo da picchiarello e la risata quella quella immagino, ok? Poi ci sarà la risata da strega. Sì, poi c'è la donna che partorisce, Ah, la papera. Ah, perché ride una donna E- mentre partorisce? Questa è una novità anche per Perché me. quando vado troppo, poi Sì. così. Ah, ok, devi fare Sì, sì, perché poi non respiro. Vabbè. Comunque, proviamo, vediamo cosa succede. Voi scrivete le barzellette. Ma tu ne sapresti raccontare una così su due piedi? No, sono io già una barzelletta con le gambe, tendenzialmente. La madosca, dai, no. Come direbbe la Maiocca. Allora, dai, siamo qua per cantare, cantiamo. 348 80 40 254, il numero per i vostri messaggi. Abbiamo una richiesta. Vai Enrico, vai. Vediamo un po'. Andiamo a leggere la prossima vostra idea. Ha vinto Sanremo. Ciao, vorrei ascoltare per sempre sì di Salda Vinci. Un saluto da Fabio, grazie Fabio. E questa Ciao, Fabio. è tutta per Fabio e tutte le persone che l'hanno richiesta in settimana. Col balletto a casa, mi raccomando. Comincia a chiudere
perché costruiremo tutto ma non alzeremo un muro. Litigare e far l'amore, poi che male c'è? E si accenderà la musica, per te io canterò, il più grande giorno ti regalerò. Saremo io e te per sempre, legati per la vita, che senza te non vale niente, non ha senso vivere. Con la mano sul petto io te lo prometto, davanti a Dio saremo io e te, da qui sarà per sempre, sì, soltanto sì, per questi giorni e mille altri ancora. Un semplice sì, l'eternità è dentro una parola. Saremo io e te per sempre, legati per la vita, che senza te non vale niente, non ha senso vivere. Con la mano sul petto io te lo prometto, davanti a Dio saremo io e te, a così sarà per sempre, sì. Oh, eccola qui! Da quando ha vinto Sanremo l'abbiamo già cantata 2 volte. La previsione è che nel prossimo mese e mezzo la si farà altre 10. Però è bella, è bella. Aspetta che cambio anche radio, televisione, tutto. cambio anche C'è l'inquadratura. solo questa praticamente. C'è solo Cioè io ho que- i TikTok in base da questa. Ha monopolizzato. Sì, proprio. Secondo te vinciamo l'Eurovision? Io lo sto dicendo da quando ho sentito la prima volta questo pezzo. Questo è da Eurovision, secondo Sì, te? assolutamente sì. Sì, poi lo canta già mezzo mondo, l'hanno Sì, cantato in cinese, ma in assurdo. portoghese. Follia Come fa totale. in cinese? E non- Ok, 20 e 28 e ritorno da te, Laura Pausini. Torniamo. E ritorno da te, nonostante il mio orgoglio. Io ritorno perché altra scelta non c'è. Ricordando i giorni a un'altra latitudine, recitando i gesti dove ti vedrai, recitando i gesti e le parole che ho perso. E ritorno da te, dal silenzio con me. Tu dimmi se c'è ancora per me un'altra occasione, un'altra emozione, se ancora sei tu, ancora di più, un'altra canzone fresca e nuova. Tu dimmi se ormai qualcosa di noi c'è ancora dentro agli occhi tuoi.
noi vogliamo sempre il ritorno da Peiretti, il ritorno da casa Peiretti. Sono le 20:32. Adesso ti racconto un brano molto particolare, però ha dentro di sé una scrittura che vuol dire tanto, ha un significato, non mi veniva la parola significato importante, e te lo racconto subito dopo la richiesta. Vai Enrico, vediamo un po', andiamo a leggere la richiesta. Guarda quante richieste, speriamo che anche stasera ne arrivino tante. Ciao Enrico, se ami come me i Pooh, ti propongo un'altra sfida in diretta nel vento, e la vorrei dedicare a tutti quelli di ogni età che amano emozionarsi ascoltando vera musica. Paolo da Bardassano. Paolo, arriva subito la tua richiesta, ma prima voglio proprio dire due parole su questo brano. Negli anni 60-70 era molto diverso tutto e iniziavano a nascere le prime radio libere. Quindi c'erano una marea di DJ spersi nelle tavernette, nei garage, nelle soffitte, che mandavano le prime canzoni dei Beatles. E questa canzone parla proprio di questo, di come è la storia di un DJ che sta mettendo musica e pensa a una persona. In diretta nel vento. Adesso te la canto qua vicino. Hai mai pensato di diventare DJ? No, DJ mi manca. Vivo, mi piace la notte, ci vivo, con le mie sigarette e il piatto che gira, e dietro ai vetri la città. La fotografia è chiara, Strano, il microfono è come un bambino, gli parlo e non so se dorme o mi ascolta, la luce è sciolta nel caffè e ogni notte è così, questa radio è il mio mondo, con i dischi, giornali, gli scontrini del bar. Senti il telefono ancora e la solita signora no, ed invece sei tu, ma senti che sorpresa, 2 giorni e 2 notti per dimenticarti, metto un disco per te, poi vattene a dormire. No scusa, aspetta, dimmi dove sei. Senti lui cosa dice a lei. Dimmi, lei chiama lui. Stasera sei in casa da sola, ma fatti gli affari tuoi. O parli nascosta fra coperte e cuscino, la radio è lì vicino a te. E poi e addosso cos'hai? Voglio saperti tutta, ti voglio sentire come stando lì. Senti, volevi pensarci e allora già hai pensato, no? È bellissima la storia di questa telefonata a questo DJ. E chi la sa a casa adesso la cantiamo insieme, dai. Metto un disco per te, fra pensieri e suono, mi torna la voglia di 2 giorni fa. Parla ancora con me, l'antenna è un'ombra bruna, contro la luna e sopra la città. La
Hai capito? Di come poi ai tempi, adesso noi siamo dal vivo, va bene, però c'erano diverse telefonate. Pensa che Casa Peretti è iniziata anche con le telefonate, non solo messaggi ma anche telefonate. Ricominciamo. Sarebbe bello, però sai cos'è? È che il tempo è poco Certo. e poi è difficile gestire il tutto. Però all'inizio mi ricordo tantissime persone e c'era una signora che si chiamava Angela. Per un anno e mezzo, il primo anno e mezzo mi ha seguito sempre. Io rispondevo pronto e dall'altra parte sentivi Enrico, ti amo e sei bellissimo Enrico, tutte le sere. Vabbè, E era poi abbiamo comunque deciso una di bella toglierle. botta di autostima. Sì, ogni ti sera. amo, grazie mille. Elettra, Lamborghini, voilà. Aspetta, stop, non ho capito cosa. Perché non so se avete notato, doveva dirmi qualcosa, ho detto, non ho capito niente. Che è successo? Siamo in diretta, è stato bello perché io ho fatto partire tutto, mi ha guardato, ammazza, scusami, non ho fatto Hai niente. visto che stavo partendo quando dovevo partire comunque? Ma non ho capito cosa Ero devo sempre fare. la base un po' più alta. Ah, vuoi la Non base sento più- niente. Ma io te l'alzo, te l'alzo subito, aspetta. Fino ad ora sono andata a sentire. Ma le cuffie sono attaccate, sì? Proviamo, vai. Abbiamo tutto, dai. Voilà. Che notte, che casi, tipo cocktail, un po' di me, un po' di te. Nessun dorma, fa il cretino, io l'ho offesa e poi l'ample. Litigare anche di sabato sera, ballando con le stelle e noi con gli occhi amarena. Tu mi prendi la mano, voglio sì ma non mi va, mamma mia che rabbia, la porta che fa bam bam, solita vagare. E poi ci sale su quest'aria di mare, un po' ti odio, un po' lo you, ma che c'è di male, sai già cosa fare, dai comincia tu. E allora viva, viva, viva la terra, ballare e poi finire giù per terra. Viva l'amore, amore, amore che si fa al buio e la televisione accesa fino all'alba, come due gatti dietro a qualche bar su una cabrio senza targa. Noi due sotto un cielo più così chic, così high, vieni qui, voilà, 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 voilà. Mi hanno detto e mi piace che in un letto poi si fa la pace, che i baci sono come le ciliegie, non hai fame, sì però ti viene, e poi si cade giù, anche quando piove, un po' ti odio, un po' I love you, non ci vuole un modo, sai già cosa fare, dai comincia tu. E allora viva, viva, viva la terra, ballare e poi finire giù per terra. Viva l'amore, amore, amore che si fa al buio e la televisione accesa fino all'alba, come due gatti dietro a qualche bar su una cabrio senza targa. Noi due sotto un cielo a Cuba, così chic, così high, vieni qui, voilà, voilà. Altro che chiacchiere, spegni tutto in questa notte di paillette. Eccomi qua. E allora viva, viva, viva la carra, ballare e poi finire giù per terra fino all'alba, come due gatti dietro qualche bar su una cabrio senza targa. Noi due sotto un cielo a tua, così chic, così high, vieni qui, voilà, voilà, voilà. Ma questa sera tutto Sanremo di questa, ben due di Sanremo di quest'anno, ragazzi. Vi piace più questo o Salda Vince te? Dica. Quella che non abbiamo fatto stasera. Lo sapevo che perché mi ha proposto un brano
E poi secondo me anche un po' offesa, perché no, non facciamo quello che è arrivato ultimo. Già sei arrivato ultimo a Sanremo, pensa a Casa Verdi, ma tu sono convinto che tu le avresti dato una spinta in più. Ma la prossima volta te lo prometto. Te la faccio anche a pianoforte. Te lo la prometto. prossima volta. Addirittura, Sì. cioè ti siedi al pianoforte E suono. Ragazzi, allora quando sarà la prossima volta? 15-20 Sai giorni. dopo quanto lo sapevo il testo di questa canzone? Dica, Dopo 12 ore dall'uscita. la Ed è sapevi già a uscita memoria? a luna. di notte. Siediti. Ok. Eccola, lo sapevo. E questa non è programmata, non l'abbiamo provata. Aspetta che ti devo anche microfonare. Beh, c'è anche un'ombra, una zampa. Aspetta che ti metto il microfono. Oh, Enrico in regia, queste cose sono improvvisate, proprio il bello della diretta. Anche perché mi fa, oh, lo so, c'ho pianoforte. Aspetta che ti metto il microfono, aspetta. Aspetta che metto la tonalità a posto. Aspetta. Ci siamo? Sì. Ci ho provato, lo sai, ma non riesco a non pensare a noi. Tanto so già che cosa dirai, rovineremo tutto. La nostra amicizia vale più di così. E fingendo che nessuno dei due lo sapesse, a far finta che non ci sia niente, mi mordo la lingua fino a sanguinare, ripetendoti che ma se lo sai che scegli sempre quello che ti farà male e resti sola dentro un letto da rifare, perché è più facile per te farti spogliare che spogliarti il cuore. Le parole si annodano in gola e t'asciugo il mascara che cola. Per quell'uomo che non vale niente ci caschi ancora e ancora. Sei tu che non impari mai e ci vai a letto e poi torni da me a piangere sul petto. Bella come sei, non potrai fidarti mai, ma se lo sai che scegli sempre quello che ti farà male e resti sola dentro un letto da rifare, per la paura che ti fa sempre scappare, scappare, scappare. È inutile che perdi il tempo consumandoti quegli occhi così belli, piangendo per quel bastardo. Dicono sempre di essere degli eroi, ma ti girano intorno come avvoltoi. Na, 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 na. Na, 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 na. Ma se lo sai che scegli sempre quello che ti farà male e resti sola dentro un letto da rifare, per la paura che ti fa sempre scappare da tutto questo amore. Scusa. Allora, se l'avessi fatta tu, questa canzone arrivava nelle prime 3 o 4. Quindi non è colpa che non la volevo fare io. Posso dirti una cosa? Ma senza stare qui a sviolinare. Certo. Questo è stato il momento più bello di questa puntata. E grazie. Io più che dirti grazie Martina, grazie anche per un po' questa tua testa dura di volerlo fare lo stesso. Grazie! Lancia la pubblicità! Pubblicità! Brava! Che bello ragazzi. Bentornati in questa seconda parte di Casa Piretti e ho fatto un calcolo adesso con Enrico in regia. In 6 anni è la prima volta che non sono io a stravolgere la scaletta ma l'ospite. Non è mai successo che l'ospite E perché stravolga c'ho la la testa scaletta così, Piretti. c'è poco da fare. Ed è stato bellissimo. Come bellissimi sono tutti i loro messaggi, sono tantissimi. Non so se riusciremo a leggerli tutti, ma ci proviamo, dai. Veloci. Oggi 19 marzo, festa del papà, si ricorda San Giuseppe, primo padre della nascente chiesa cristiana. Festeggiamo affinché i nostri giorni siano scanditi da un canto d'amore perenne con tutti loro. Saluti per tutti loro. Saluti Carlo Rotellini. Grazie Carlo, grazie del tuo messaggio quotidiano. Grazie. Sempre voci stellari trovi sempre. Grazie Dani, grazie Alessandria, grazie. Un augurio speciale al mio eroe, alla mia
certezza alla mia metà, a colui che c'è sempre stato e sempre ci sarà. Grazie Papa Max di esistere, mi completi la tua Camelia. Bello questo messaggio bellissimo. Grazie Papa Max. Ciao Camelia. Chi osserva capisce, chi ascolta davvero vede oltre. Grazie per questo messaggio. Bellissimo. Bello, siete unici. Paolo da Collegno. Grazie Paolo. Grazie Paolo. Grazie. Non posso commentare più di tanto perché siete stati tantissimi a scrivere, vorrei davvero leggerli tutti. Buonasera da Marco di Intra. Ieri vi ho sentito cantare Vorrei incontrarti fra 100 anni e per scherzo ho voluto modificare un po' la canzone. Vorrei incontrarti tra 100 anni anche con il pannolone, vorrei incontrarti tra 100 anni anche con le rughe sul viso. Spero che Ron mi perdoni. Sì, ti perdonati, hanno fatto di peggio. Auguri a tutti papà Enrico, a quelli ancora qui e a quelli che ci proteggono da lassù come il mio. Grazie Marco di Intra, grazie. E poi che abbiamo? Buonasera a tutti quanti voi amici di Casa Peiretti. Ciao Enrico Martina. Perché uno scheletro ha paura di buttarsi dal quarto piano? Perché non ha fegato. Qual è il colmo di un colmo disoccupato? Si chiama Assunta e non trova lavoro. Va bene, grazie Enrico. Ciao Eri, grazie. Mi piacciono queste freddure. Vai. Stasera si fa karaoke insieme a tutta Casa Peiretti ed Enrico, da Andrea di Borgomanero. Ciao Andrea di Borgomanero. Ricordo che le richieste arrivate ieri non le abbiamo fatte tutte, ma domani cercheremo di. Ciao Enrico, potresti fare gli auguri a papà Stefano da Alessio e Marta da Grugliasco. Auguri papà Stefano da parte di Alessio e Marta. Ciao Grugliasco, auguri. Ciao Peretti, un grande saluto da Caterina ed Enrico di Riva Rossa. Ciao, grazie ragazzi. Faccio tanti auguri a chi si chiama Giuseppe e buona festa ai papà. Ciao da Elena. Ciao Elena, grazie. Stasera ho una richiesta. Enrico, mi piacerebbe sentirti cantare Ti pretendo di Raff o comunque una sua canzone, e ne approfitto per ricordare a tutti il fan club sui social. Sonia. Certo, tu sei iscritta al fans Ovvio. club. Ok, mi raccomando, iscrivetevi tutti al fans club perché quest'estate sarà un'estate da passare tutta insieme. Buon giovedì a tutti, belli e bravi come sempre. Grande musica genuina ed emozionante. Un affettuoso abbraccio da Stefania Rondissone, che ha richiesto ieri un brano che arriverà domani. Ciao Stefania, grazie Rondissone. Poi ciao a tutti, sono Melo da Nichelino. Vi ringrazio tanto per la compagnia che mi fate. Grazie a te Melo, grazie, ancora grazie. A tutta Casa Peretti, Silvia da Montalciata, buona serata. Grazie da Silvia da Montalciata, buona serata, grazie. Ciao Enrico, buona musica a tutti, vi auguro e auguri a tutti papà. Massimo da Venaria, grazie Massimo, grazie. Carissimi Perettini, siamo arrivati a festeggiare i nostri papà, allora auguri di cuore a tutti i papà in cielo e in terra, dal piccolo Charlie. Ciao piccolo Charlie, grazie. Enrico, complimenti, la tua canzone è speciale. La Disney dovrebbe contattarti per la prossima colonna sonora di una loro futura produzione. Sarebbe solo un piccolissimo riconoscimento del grandissimo lavoro che stai facendo tutti i giorni per noi. Wow. Alina, Camelia e Massimo da Bottigliera d'Asti. Grazie amici, grazie ancora, grazie. Ciao Enrico, bellissima la canzone di San Giuseppe di Gesù, ogni volta che la canti mi commuovo. Comunque grazie della bella compagnia che ci fai tutte le sere. Ti saluto caramente anch'io, Renata da Piscina, grazie. Ciao Enrico, ciao Martina. Anche stasera in vostra compagnia. Finalmente, viva Casa Peiretti. Buon weekend a tutti da Roby75. PS baci da a Blasone e Bruno, che sono i miei due micioni, quindi va bene, dopo glieli portiamo. Ciao Casa Peretti, buona serata, bravissimi, è sempre un piacere seguirvi. Michela da Torino, grazie Michela. Grazie a tutti voi, io non ho mai abbastanza parole. Grazie per la canzone, sei stato fantastico. Voglio fare gli auguri a mio papà. Brava Martina, grazie ancora, siete stati come sempre bravissimi. Ciao Alessandra, sempre da Torino. Grazie Alessandra, grazie. Grazie di aver richiesto un brano. Ciao Enrico, bella la tua canzone. Ciao Martina, che voce. Chissà se puoi cantare Partire mai via di Alexia. Un saluto da Fabrizio di Quarone e Simone Borgosesia. Ci possiamo provare. Fai i compiti. Di solito sei tu che dai compiti agli altri, esatto. E noi qua diamo. Ciao Martina, voce esemplare, bravissima. Massimo da Venaria. Grazie mille. Grazie Massimo, grazie. Molto brava e molto carina la tua ospite Martina. Saluto anche lei con piacere, sempre Renata. Grazie sempre mille, da Piscina. ciao. Grazie Renata. E poi un saluto a tutti e bentornata Martina, che la tua voce fa sempre emozionare. Daniele da Alessandria. In quanti da Alessandria, che bello. Due papere si cercano, dove sei? Qua. Livio, cioè, te la spiego? Dopo che sono tanti messaggi. No, dai. Qua. Vabbè, ok.
Viva Casa Peiretti che ci regala grande musica. Grazie amici, Giovanni e Silvia d'Alessandria. Ciao ragazzi. Ciao. Peiretti entra in un caffè Splash, un bacione da Daniele Luca Laceva. Ragazzi, ammoderniamoci un po' però. Ciao amici Ma sono miei. gli evergreen. Potete fare Tu mi piaci di Saif? Certo. Tanto lo facciamo. Prossima volta. Ma se D'Alessio scende, Da Vinci sale. Silvio. Vamos così. Un tale entra in un negozio di infissi perché deve riparare una finestra. Buongiorno, vorrei un vostro resistente, molto spesso. Ma no, solo questa. Vorrei un vetro. Un vetro resistente. Allora vorrei un vetro molto resistente. spesso. No, solo questa volta. Grazie Stefania da Rondisore. Ciao. C'era un piccolo. Ciao Enrico, grazie per le emozioni che mi hai donato. Ciao, bravissima Martina. Stasera vi propongo un meraviglioso duetto con la prossima sicuramente bravissima ospite, Cavallo Bianco dei favolosi Mattia Bazzar. Paolo da Bar da Star. Gran brano. Un brano difficilissimo, però bello. Henry, sei bravissimo, mi fa veramente piacere vederti e sentirti tutte le sere. Lori di Brandizzo, grazie Lori! Grazie Brandizzo, ciao! Intanto complimenti per il programma, ci piacerebbe ascoltare La notte dei Modà, lo dice Davide. Questa la faccio io la prossima volta che vengo. Prossima volta, va bene? Prenotata Sì. La notte dei Modà. Sì, vero, in diretta nel vento dei Pooh. Anch'io ero alla sera in radio in diretta e il telefono era una meraviglia. Tanti amici e amiche, adesso la radio è più fredda, forse. Ivan dalla Val d'Aosta, dottor Peiretti, facciamo una radio? Radio Peiretti. Manca solo Radio Peiretti e poi non esco più di casa. Complimenti all'ospite che oltre ad avere una stupenda voce suona molto bene. Chapeau dall'amico Peirettino. Charlie, Grazie mille. Charlie. Corriamo, grande Martina, con la tua voce calda regala grandi emozioni. Saluti dal Salento, Tita. Ciao Tita. zia. Che meraviglia, Martina, sei bravissima. Maria da Lecce. Ciao Lecce. E poi Martina sempre più brava, orgoglio salentino, Alieta da Struda, ho detto giusto? Struda. Giusto. Grande Martina, sorriso illuminante, voce incantevole, ali da Struda, Lecce. Arrivano i parenti. Martina, sei bravissima, grazie. Saluta Maria da Osta. Grazie mille, Auguri a tutti, ciao, ciao saluto. Maria. Ciao Osta, complimenti a tutti. Martina superlativa, Mary da Lecce. E poi basta perché è finito il tempo. Abbiamo lasciato tanti messaggi nel computer. Grazie di tutto l'affetto. Questa sera la standing ovation va per Martina. Grazie. Ci vediamo domani. Grazie di cuore. Ciao. Ciao, alla prossima. Domani zia Marta. Dal lunedì al venerdì su Rete 7 c'è Casa Peiretti che ti fa cantare, divertire, emozionare, un po' ballare. C'è sempre qualcuno in diretta per te dalle 20 alle 21. Devi crederci, metti sul 13. Dalle 20 alle